Nell'anno di maggiore criticità della storia del trasporto aereo mondiale, Alitalia conferma la sua leadership nelle performance operative, risultando la compagnia aerea più puntuale in Europa e la terza al mondo tra le aerolinee non low cost. Nel corso dei 12 mesi del 2020, il 93,2% dei voli Alitalia è atterrato in orario, come certificato da FlyStats di Cirium. La società ogni mese stila la classifica di tutte le principali compagnie del mondo, confrontando i dati delle aviolinee assimilabili per dimensioni e tipologia di servizio. 6 italiani su 10 approfitteranno dei saldi invernali, una percentuale questa in crescita rispetto all'anno scorso. Diminuisce, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, la spesa a famiglia destinata allo shopping, stimata in 254 euro contro i 324 euro del 2020. Le famiglie quest'anno faranno molta attenzione ai prezzi. In forte aumento la percentuale dei consumatori che acquisterà online. Il 35% di chi farà shopping sceglierà internet. Si preferiranno capi di abbigliamento e calzature, meno gli accessori e la biancheria intima. Il fatturato generato sul territorio di Venezia dal turismo residenziale nei primi 11 mesi del 2020 è stato di 70,2 milioni di euro, con una perdita del 63% rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerge dall'analisi di Otex, primo osservatorio sul turismo extraalberghiero in Italia. Dopo i numeri positivi del primo bimestre, il trend del fatturato 2020 in Laguna è stato negativo da marzo in poi, con una flessione di oltre l'80% nel mese di maggio. In forte calo anche gli annunci di settore. Dopo la forte flessione della prima metà del 2020, nel terzo trimestre il PIL dell'area euro è aumentato del 12,5%, pur restando lontano dai livelli pre-pandemia. A soffrire di più è il comparto dei servizi rispetto a quello industriale. È quanto emerge dal bollettino economico della Banca Centrale Europea. La seconda ondata della pandemia dovrebbe determinare un nuovo calo significativo dell'attività nel quarto trimestre, sebbene in misura molto inferiore rispetto a quanto osservato nel secondo trimestre di quest'anno, spiega la BCE.